Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento settimanale con la nostra rubrica La nutrizionista risponde. Con l'arrivo della bella stagione, qualcuno di voi ha iniziato a chiedermi degli aiutini per poter affrontare meglio la prova costume in modo più veloce, no? In modo più semplice. E quindi cominciate un po' a chiedere qualche integratore, qualcosa di miracoloso che vi faccia perdere peso più velocemente, faccia andare via la cellulite in modo veloce e miracoloso. Allora ci tengo a fare questo video perché bisogna sfatare qualche mito. È pur vero che esistono degli integratori molto validi, degli integratori naturali, alimentari, che possono avere degli effetti positivi sull'organismo, ma questi devono essere per forza associati ad un regime alimentare adeguato e personalizzato e all'attività fisica. Quindi non si possono raggiungere degli obiettivi se non si fanno dei sacrifici sostanzialmente, no? Avere tutto e subito non è il nostro motto, quindi è importante partire da questo presupposto. Gli integratori alimentari, per quanto validi, devono essere ben valutati insieme ad un professionista e per quanto naturali hanno degli effetti sull'organismo. Quindi quando si parla di un integratore a base di erbe, non è vero che non ha effetti sul nostro organismo, no? Quindi va bene lo stesso, va bene, prendiamolo lo stesso perché tanto è un integratore naturale, non è un farmaco, però così come un farmaco può avere degli effetti. Quindi è importante valutare le patologie del paziente e questo bisogna chiedere, bisogna avere un confronto diretto con il medico, no? Per valutare se effettivamente questi integratori possono interagire anche con le cure farmacologiche o con le patologie che una persona ha. Quindi è importante valutare bene, associare questi integratori ad un regime alimentare equilibrato, all'attività fisica, ad una buona idratazione, un buon riposo, ecco, pure il dormire la qualità del sonno è fondamentale. Tutti questi fattori messi insieme possono in qualche modo agiscono positivamente sull'organismo, ma gli integratori da soli non hanno nessun effetto benefico, questo ve lo garantisco. Quindi dovete un attimino pensare che l'aiutino ci sta, che sia un drenante, che siano dei sali minerali, che sia una bromelina per la cellulite. Contro la cellulite, una centella per i liquidi, assolutamente, ma deve essere tutto ben valutato, quindi non improvvisatevi, non ordinate online degli integratori perché fanno delle pubblicità assurde e lo fanno proprio per ingannare i clienti, no? Perché fanno dei messaggi ad hoc, vanno proprio a agire sulla psicologia, sulla psiche degli utenti e sulla sensibilità che queste persone hanno. Quindi di conseguenza può capitare che acquistando questi prodotti, non avendo poi i risultati sperati, si cada in una sorta di frustrazione che non ci fa perdere anche la motivazione, la compliance verso il piano alimentare, verso la dieta, verso l'attività fisica. Quindi il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un professionista e non sottovalutate gli effetti degli integratori alimentari sull'organismo. Non prendeteli come sostituti dei pasti perché non sono questo e accompagnateli sempre ad un regime alimentare adeguato e ad una sana attività fisica. Quindi io volevo un attimino sfatare questo mito degli integratori, degli aiutini che mi chiedete e ricordatevi che
facendo qualche sacrificio in più, potete raggiungere degli obiettivi magnifici, quindi a lungo termine, no? Modificate lo stile di vita in modo positivo e vedrete che non avrete bisogno di ulteriori aiutini. Mm? Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e vi aspetto alla settimana prossima.